Già nel 2007 un noto giornale nazionale lo definivano uno dei maggiori chef del mondo. La sua ascesa è continuata inarrestabile e oltre al chef, conduttore, programmi conosciuti, Carlo Cracco oggi è a Pordenone. Qual è la filosofia che anima la sua cucina? Ah, più che una filosofia è un karma, nel senso che mi piace stare in cucina, mi piace cucinare e cerco di farlo bene tutti i giorni. La passione c'è ancora forte, bella presente, per cui stare in cucina è, secondo me, almeno per me, è il momento di maggior relax. Poi quello che si fa in cucina è quello di cercare di trasmettere quello che tu hai trovato, no? Gli ingredienti che tu hai trovato, cercare di prepararli, di trasformarli, di servirli per farli conoscere. Per cui può essere una carota, può essere un riso, può essere una preparazione, non è importante cosa sia, ma è come e quanto tu ci metti per farlo. Ecco, in questi giorni in ambito nazionale è uscita così una forte discussione in seguito a un intervento appunto di Carlo Cracco riguardante la matriciana, questa cosa di metterci l'aglio. Da lì il polverone all'italiana e tutto. Si può dare uno spunto su questa dichiarazione? Lo spunto sarebbe: con tutti i problemi che abbiamo seri, ci occupiamo dell'aglio nella matriciana, no? Cioè, questo è il sindaco di un paese che magari invece di pensare a far bene l'amministratore è lì che perde tempo a inseguire pubblicità o altre cose. Sì, anche perché la cucina è evoluzione, ci sono le tradizioni ma si evolve, no? Quindi Sì. si può anche innovare. Sì. Ma poi soprattutto il contesto in cui è stato detto era un contesto assolutamente non appropriato per la cucina, perché era un gioco finto dove dovevo regalare un premio a una signora che aveva avuto un problema e il mio era un giocare con la cucina per dargli modo di vincere, ma probabilmente non l'hanno capito.